Medio Friuli superiori in tutto. Sarà l'effetto di tutti i programmi televisivi dedicati alla cucina, ma oggi a livello nazionale l'iscrizione degli alunni alle scuole superiori vede in classifica al primo posto, stabile, il liceo scientifico, ma in seconda posizione ci sono gli istituti alberghieri. Tra gli ultimi nati c'è quello del Medio Friuli all'interno dell'istituto Linussio di Codroipo, insieme all'istituto per i servizi commerciali turistici c'è quello specifico per i servizi alberghieri e enogastronomici. Ampi laboratori per tutte le discipline consentono di approfondire la pratica di ogni materia. Le attrezzature di informatica come di cucina sono assolutamente sovradimensionate rispetto al numero degli iscritti, consentendo una preparazione efficace e proficua, i cui risultati risaltano sia dagli stage, sia dall'inserimento nelle università, sia dal mondo del lavoro. La cultura generale e professionale acquisita nei 5 anni dell'iter di studio consente agli allievi di affrontare gli impegni futuri con le spalle ben solide. Da sottolineare anche la rete di collaborazione attivati con questo nuovo indirizzo di studi, che avrà una ricaduta positiva per tutti gli allievi del Linussio, con Turismo FVG, la più recente e importante per gli agganci con il mondo delle imprese, il Comune di Codroipo, che ha sempre riservato pieno appoggio e collaborazione, come del resto anche la Regione Friuli Venezia Giulia, sia nell'avvio che nella realizzazione dei progetti di approfondimento. Proficui e ormai consolidati i rapporti con il Consultorio, l'Istituto di Ricerca e Sviluppo per la Sicurezza, gli alpini, i donatori e la Coop Nord-Est, a dimostrazione del forte legame con il territorio. Ho chiesto alle coordinatrici Gloria Perosa e Daniela Baraccetti una descrizione delle peculiarità degli istituti codroipesi. Abbiamo un totale di 7 classi per i servizi commerciali e 3 classi per l'enogastronomico. Da 3 anni stiamo vivendo anche con grande entusiasmo questa nuova realtà che è il corso per l'enogastronomia, che sta riscuotendo sul territorio un grande successo. Abbiamo con le famiglie un riscontro continuamente positivo e i ragazzi sono estremamente motivati. Si tratta di un servizio che il nostro istituto offre del tutto nuovo, ma assolutamente ben radicato, e prevediamo anche abbiamo avuto dei buoni riscontri nella scuola aperta, che ci sia un trend in salita. Stiamo quindi seguendo questo nuovo corso con grande attenzione, approfondendo tutte le nostre energie per inserirlo anche all'interno di discorsi ben più ampi che esulano anche dal nostro territorio regionale, collaborando con iniziative anche al di fuori del nostro territorio. Per quanto riguarda invece il corso nostro tradizionale, che grande lustro ci ha dato e soddisfazioni nel corso degli ultimi decenni, servizi commerciali e turistici come viene definito dopo la riforma, abbiamo dei ragazzi i quali durante gli stage, che sono obbligatori nel nostro corso di studi, hanno sempre avuto delle grandi soddisfazioni. Noi abbiamo sempre ricevuto positive valutazioni dalle aziende che li hanno ospitati. Questo ci conforta nello sforzo che stiamo facendo per preparare questi ragazzi in maniera assolutamente profonda, ma anche molto moderna e collegata al mondo del lavoro, perché è un corso che offre grandi sbocchi. In un momento come questo, delicato, di crisi, i ragazzi sono comunque tra quelli che possono avere più prospettive dopo il diploma di quinta superiore. Possono accedere all'università, quindi abbiamo soddisfazioni anche da molti ragazzi che si stanno laureando, si sono già laureati in discipline giuridiche piuttosto che economiche, piuttosto che linguistiche, anche perché le lingue in questo corso, come anche nel corso enogastronomico, sono 2, quindi consentono un'ottima preparazione tecnico-professionale ai ragazzi anche con le lingue straniere. Qui la pratica va a braccetto con la grammatica, è una scuola professionale dove i ragazzi si professionalizzano oltre che acquisire una cultura. Per i servizi commerciali e turistici, per esempio, parliamo di economia, parliamo di lingue, parliamo di scienze, parliamo di geografia. Noi abbiamo moltissime dotazioni laboratoriali ed i ragazzi quindi sono in laboratorio regolarmente. I laboratori informatici sono assolutamente numerosi e congrui rispetto al numero degli allievi, e questo ci consente, rispetto ad altre scuole molto più grandi, di far lavorare i ragazzi per ogni ora di lezione laboratoriale prevista sempre e comunque. Per noi c'è la concreta e reale possibilità di fare in modo che i ragazzi lavorino da un punto di vista laboratoriale e acquisiscano professionalità regolarmente nelle varie discipline, lavorando anche in cooperazione tra docenti, per cui noi abbiamo la compresenza del docente di informatica con i docenti di economia, i tecnici di laboratorio, utilizziamo le LIM. La scuola è sì a dimensione ridotta, ma è assolutamente dotata di tutti quelli che sono gli strumenti necessari per una formazione professionale e culturale adeguata allo standard richiesto da una scuola superiore. L'Istituto per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera è il nuovo indirizzo che da 2 anni abbiamo aperto nella storica sezione per i servizi, che comprendeva l'Istituto per i Servizi Commerciali e Turistici, quindi si affianca e si serve del corpo docente consolidato di questa sezione per quanto riguarda le materie di base e vede l'introduzione delle nuove materie laboratoriali, in particolare il laboratorio di sala bar, il laboratorio di cucina e il laboratorio di accoglienza turistica. Ecco, anche in questo caso abbiamo un
istituto professionale, cioè un istituto che affianca una solida formazione culturale di base, anche qui abbiamo le 2 lingue straniere, tutte le materie di base, e a questo affianca la pratica professionalizzante, quindi i ragazzi svolgono molte ore di laboratorio, un pratico quindi che permette loro di acquisire tutte le competenze che poi andranno a mettere in pratica nel mondo del lavoro. Oggi il cuoco, l'imprenditore alberghiero, l'imprenditore che lavora nel mondo della ristorazione deve avere una solida preparazione di base, deve avere creatività, deve avere spirito imprenditoriale. Questo si acquisisce grazie a una solida cultura. Un istituto professionale di 5 anni che permette quindi ai ragazzi, volendo anche di continuare lo studio all'università in ogni caso. Oggi abbiamo le facoltà di turismo, abbiamo una facoltà di gastronomia anche, quindi i ragazzi volendo possono continuare anche dopo l'università oppure si inseriscono nel mondo del lavoro con le spalle ben solide, ecco. E assistiamo anche all'arrivo di diversi ragazzi da fuori Codroipo, quindi non abbiamo solamente ragazzi del Codroipese ma anche dei comuni limitrofi, anche delle province limitrofe. Quindi vediamo che il corso di studi attrae i ragazzi proprio perché permette di mettere in pratica le competenze teoriche, vengono immediatamente spese nella pratica laboratoriale. I ragazzi si sono poi messi in gioco in varie situazioni pubbliche, ad esempio l'anno scorso con la visita importantissima di Don Ciotti a scuola i ragazzi hanno potuto preparare l'accoglienza, il rinfresco, no? Per le autorità, per le persone intervenute. In altre situazioni della scuola, la consegna dei diplomi, così i momenti pubblici della scuola, i ragazzi intervengono già offrendo proprio la loro preparazione, anche se sono solo al secondo anno. Sì, addirittura nell'ultima scuola aperta i ragazzi di prima hanno preparato il rinfresco, quindi diciamo che i professori che si occupano di queste discipline, che sono il professor Di Santolo e la professoressa Minen, sono professori che hanno una grande esperienza nel campo e quindi hanno già abituato i ragazzi a lavorare, a produrre, a preparare ciò che è di loro competenza. Diciamo così, la volontà di mettersi in gioco in un settore che attrae molto per così anche motivi televisivi, ma è un settore più complesso di quello che sembra. Servono le capacità comunicative, serve un'elasticità, ecco, nell'essere, io dico sempre ai ragazzi, da una parte imprenditori, dall'altra artisti, un pizzico anche di follia, di capacità di innovare, di proporre cose nuove. Ecco, questo è molto importante nel campo dell'alberghiero, nel campo del turismo. Quindi il ragazzo deve essere in grado da un lato di avere gli strumenti di base, ma anche di saperli proporre in modo innovativo e di saperli comunicare. Per esempio i ragazzi dalla terza studiano tecniche di comunicazione, ecco, questa è una materia per loro importante, accanto per esempio alla scienza e alla cultura del prodotto, alla scienza alimentare, perché chiaramente la competenza nel campo delle filiere alimentari è fondamentale. Per questo motivo, proprio per così far conoscere ai ragazzi le filiere alimentari, soprattutto le filiere del territorio in cui la scuola è inserita, abbiamo attivato alcune collaborazioni, primis con il comune di Codroipo, abbiamo avuto il finanziamento della regione Friuli Venezia Giulia, la collaborazione dell'Unione Friulana Cuochi e quindi abbiamo attivato un progetto abbastanza vasto che è il progetto Risorgive. Si compone di una parte conoscitiva del territorio, dei prodotti del territorio delle risorgive. Noi siamo qui proprio a fianco al Parco delle Risorgive, i ragazzi vivono proprio in questo territorio e a fianco quindi alla conoscenza abbiamo poi la pratica di cucina che permetterà l'apprendimento delle ricette di cucina e la produzione dei cibi, l'elaborazione dei piatti tradizionali o anche innovativi. Abbiamo visto la collaborazione graditissima del professor Vianello dell'Università di Udine, della dottoressa Giordano, che è agronoma. Ora i ragazzi andranno a visitare realtà produttive quali il formaggio Montasio, il prosciutto di San Daniele, alcuni allevamenti ittici qui della zona. Abbiamo visitato il mulino di Zoratto, che è una realtà tradizionale vicina a noi, molto importante e unica, sembra, in Italia, tra l'altro. Quindi i ragazzi un po' alla volta, imparando, conoscendo le caratteristiche dei prodotti, delle realtà produttive del territorio, acquisiscono appieno le capacità proprio poi di gestire una struttura alberghiera, una struttura ricettiva che sappia offrire al meglio questi prodotti. Un altro progetto si avvierà il prossimo anno in collaborazione con la Coop Nord-Est, che ci ha offerto una serie di visite aziendali per conoscere le filiere produttive anche qui degli alimenti. Noi mettiamo in atto qualunque tipo di collaborazione sia per noi proficua e permetta ai ragazzi un approfondimento. La più importante sicuramente di queste collaborazioni è l'ultima con Turismo FVG. Entreremo anche noi, poco firmeremo la convenzione, entreremo anche noi come gli altri istituti alberghieri nella rete di
Turismo FVG, e quindi i ragazzi verranno con questa collaborazione supportati per gli stage, supportati per l'inserimento quindi nel mondo del lavoro. Queste sono collaborazioni essenziali e contiamo di metterle in atto in maniera continua e sempre più approfondita.